circa 100 milioni di euro i danni, ma in realtà l'investimento, quello futuro più importante. Sì, oltre ai 100 milioni di danni direi che è fondamentale ricordare che noi abbiamo la necessità quantomeno di avere mezzo miliardo di euro per diaframmare, quindi mettere in sicurezza gli argini che sono stati assolutamente molto sollecitati e quindi oggi hanno l'esito del danno di questa alluvione. I lavori riusciamo a farli velocemente, il problema vero è un altro, il problema è che ci vogliono le risorse. Ne ho parlato con il ministro Salvini, ma ne ho parlato in senso generale, visto e considerato che il governo dovrà fare ovviamente un decreto e cominciare a stanziare fondi rispetto a quello che è accaduto. Presidente, scusi, tornando ai danni del maltempo, abbiamo visto insomma, le spiagge, però anche altre province del nostro territorio. Riesce a fare una stima per le varie province con i numeri? No, qui è su due piedi, per provincia no, posso dirvi che 100 milioni di euro sono la cifra che comunque ne viene fuori da una stima, diciamo, spannometrica di quello che è accaduto. Dopodiché a questo dobbiamo aggiungere almeno mezzo miliardo di euro per quello che è la messa in sicurezza degli argini dei fiumi che sono stati sollecitati da piene importanti, e fermo restando che se Veneto non avesse avuto le opere anche diciamo, a tutela del dissesto idrogeologico, tipo le casse di laminazione, sarebbe andato sott'acqua. Il Piave resta attenzionato speciale? Sì, assolutamente lo è, perché l'ultima grande piena storica è quella del 1966, penso che dobbiamo valutare che ci dobbiamo concentrare il più possibile sul Piave, perché quel bacino idrografico del Piave è un bacino importante, ce l'ha dimostrato anche durante questa ultima alluvione, in 24-48 ore il Piave si è totalmente riempito d'acqua. E salva insomma il modello Veneto, anche se ha detto c'è bisogno di altre opere, però l'appello ai veneti a non avere alibi per quanto riguarda gli alert, eccetera, ce lo ripete? No, ma in generale non solo i veneti, cioè noi non possiamo attendere che il bagnino esponga la bandiera rossa per non andare in acqua. Se ci sono le onde alte 4 metri, anche se c'è ancora la bandiera verde fuori, te ne resti sotto l'ombrellone. Per dire cosa? Per dire che non possiamo sempre demandare alle istituzioni, a quelli che fanno le previsioni. Si fanno, noi le facciamo in maniera puntuale e lo abbiamo dimostrato, però è un gioco di squadra, lo dobbiamo fare tutti assieme e utilizzando anche il buon senso. Quindi ora si rientra in un decreto nazionale, priorità, l'ha detto, come deve essere insomma la Toscana, e poi? E poi io spero che ci siano risorse a sufficienza per avere diciamo, quelle risorse che per noi sono necessarie per mettere in sicurezza gli argini, sono circa 500 milioni di euro in questa fase. No, ieri abbiamo parlato semplicemente della situazione del Veneto, il ministro mi ha chiesto quale fosse lo stato dell'arte in Veneto, che danni abbiamo avuto, gli ho detto guarda, abbiamo un centinaio di milioni di euro di danni, certo è che il vero danno che non si vede è quello sugli argini che vanno messi in sicurezza, quindi vanno diaframmati, vanno rinforzati, reduci anche dalle gallerie delle nutrie che fanno non pochi danni.